È stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico nella notte il 17enne di Rossano Veneto, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale accaduto ieri a San Zeno di Cassola. La prognosi al momento rimane riservata. Fondamentali saranno le prossime 48 ore, ma i medici del San Bortolo di Vicenza farebbero trasparire un certo ottimismo. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il giovane arrivava in sella alla sua moto, una 125, assieme agli amici da via Asiago e doveva immettersi in via Don Giuseppe Concato quando all'altezza della rotatoria ha impattato contro una Ford Focus condotta da una donna che proveniva da via San Zeno. Un urto tremendo, il ragazzo ha fatto un volo di parecchi metri prima di urtare violentemente sull'asfalto. Gravi traumi riportati dal 17enne, tanto che i sanitari del SUEM giunti sul posto hanno fatto intervenire l'elisoccorso per velocizzare il ricovero. Sta meglio il papà del giovane motociclista dimesso dal San Bassiano, dove era stato portato in stato di shock dopo aver visto il figlio ferito. Ieri sera lo ha raggiunto all'ospedale di Vicenza.